L'argine è rotto, preso via. Bisogna vederle le robe, avere la giusta visione, perché piove fa via le culture, a volte ti manda in mano, specie se ne viene su così tanto, a fare impressione. Io avessi vinto, diceva che i pugni parari a mesio, che sei manco moro imbriaco partito, e poi la cosa buona solo per fare immarsire, in manco il vin mi faria divertire, ma del piove che ne era sta tanta da fare paura, e in 10 minuti che aveva inghiottito a pianura, dentro i casi intelligenti di Jesse lo trovava a sfogo, e a quei 4 cuori che sembrano gli altri lo che dava il modo di bloccarla, di fermarla tra bestemmie e preghiere, e passava, rovinava, e era un TSL. E a mattina tutto intorno che gli era un grande mare, e di strada non restava che il divieto de passare. Me pare non parlavamo, ma me mare sì, e diceva che cusina gli era nuova, non pareva mai piangeva, e a via si svegliava quando che aveva mai dormito, e la gente si spostava come barche parti in drio, e cercavano a disgrazia la giustificazione del perché, del paracossa, questa grande alluvione. Ed è colpa che io sa, se che ne sei mai sta del fatto che qualcuno cavaria ipotizza che dal governo della giunta non cavaria provveduto a fare in modo che st'acqua e seguisse il corso suo. E non so se sia sta vero tutto quello che sei sta dito, ma senz'altro che se sta anche a chi che ha dormito, o chi che senta in poltrona se gratava un poco a mona, perché l'acqua a casa sua è a venire dal rubinetto, mica come casa nostra, si peschei sotto il letto. E non vorrei esagerare, ma che gli era proprio male, militari in camionetta, mette a sacchi sulla manetta, i giornalisti faremati, ma in fase su che casini, e i curiosi si ha l'idea, senta in casa al Caldini, e dai finestre che era gente che non sapeva cosa fare, mentre altri in mezzo all'acqua li sentivi biastemare. E mi lo so se sta roba si poteva anche evitare, ma senz'altro grazie al segno anche quando andremo a votare. Uscirono da questa breccia circa 14 milioni di metri cubi d'acqua che si riversarono sulla pianura adiacente in destra, allagando fra le altre Casasserugo e soprattutto Bombolenta. Quando capitò questo evento, appunto, molti dichiararono come mai. Io ricordo anche l'ex governatore che davvero politico consumato disse: la mia giunta ha fatto tanti di quei lavori in campo idraulico che sono sorpreso che possa essere capitata una cosa del genere. Io in realtà ho difficoltà a ricordare quali siano i lavori a cui questo ex governatore si riferiva, perché a me sembra che invece i lavori a partire dal novembre 1966 per arrivare ad oggi non se ne siano fatti, e quindi in buona sostanza dal punto di vista della pericolosità, la condizione del territorio
è quella di allora. Dal punto di vista invece del rischio idraulico, del quale si parla frequentemente, la situazione è molto più grave perché nel frattempo, in questi quasi 50 anni, è cresciuto enormemente il valore dei beni che noi dobbiamo difendere sul territorio. Quando parliamo di rischio idraulico, si parla sempre, secondo me, confondendo il termine, perché se noi parliamo di rischio idraulico dobbiamo parlare della pericolosità di un territorio in quanto esposto, naturalmente esposto alle calamità che possono colpire il territorio, ma dobbiamo anche parlare della sua vulnerabilità, che è legata proprio a quanto prima ricordavo, cioè alla distribuzione della popolazione sul territorio, alla distribuzione dei beni che dobbiamo difendere e ovviamente anche alla distribuzione delle grandi vie di comunicazione, perché queste dovrebbero essere vie che anche in caso di emergenza sono sempre percorribili, in quanto sono le strade attraverso le quali eventualmente si può portare il soccorso. Allora, quando noi parliamo di rischio dobbiamo parlare di due fatti combinati, di un fattore che tiene conto della pericolosità del territorio e di un fattore che tiene conto della vulnerabilità. Parlando della vulnerabilità però entrano valutazioni di tipo economico e inevitabilmente entrano considerazioni sui valori che noi potremmo pagare in termini di danno. Allora quasi sempre questa parola rischio è in realtà pericolosità, non è mai rischio, perché credo che sarebbe già un bel risultato avere coscienza del rischio che corre il territorio su cui viviamo. È un concetto questo non deterministico ma probabilistico. Noi stupisce la sentenza di quei giudici che l'altro giorno hanno condannato alcune persone perché secondo loro, bontà loro, un terremoto sarebbe un evento prevedibile, e qui dobbiamo metterci d'accordo su cosa significa prevedibile, perché se noi confondiamo il fatto che l'evento è prevedibile perché può verificarsi con il concetto invece che noi dovremmo dire e dare alla prevedibilità, siamo lontani. Certo che sappiamo che questo territorio può essere colpito da un terremoto, ma dire che siamo in grado di prevedere i terremoti significa che siamo in grado di dire quando si verificherà e quale sarà la sua intensità. Allora questi giudici dovrebbero essere mandati a rieducare o a rieducarsi da qualche parte, neanche più in Cina, perché mi sembra che abbiano chiuso i campi di rieducazione, no? E quindi li dovremmo subire nella loro infinita onnipotenza. Appunto, se noi parliamo di prevedibilità dobbiamo conoscere la genesi, i tempi e le modalità di accadimento di un evento, e anche con riferimento alle piene diciamo che non siamo nella condizione della previsione di un terremoto, ma siamo sempre in una condizione molto difficile. Oggi, con le maggiori informazioni che abbiamo sull'evoluzione meteorologica, siamo in grado di forse andare un po' più vicino del passato ad individuare se ci saranno o non ci saranno pericoli, però da questo concetto di carattere generico a un concetto di tipo ingegneristico passa ancora molta strada da fare. Che cosa dobbiamo anche dire parlando di rischio idraulico? Io parlo di rischio idraulico perché si sente sempre dire rischio idrogeologico, e questi non sanno neanche, non si danno neanche la briga di sfogliare il vocabolario e di andare a vedere che cos'è l'idrogeologia, tutt'altra cosa rispetto ai fenomeni di cui noi parliamo. Quindi vedete voi in che mani siamo messi, no? E scivolano su questi termini non solo i politici, che potrebbero non essere sufficientemente acculturati, ma anche molti tecnici, no?
ormai va di moda, tutti dicono idrogeologico e avanti con l'idrogeologia, che è una scienza che si occupa di altre cose rispetto a quelle di cui noi qui parliamo. La sicurezza di un territorio rispetto alle calamità naturali in senso assoluto non esiste, perché qualsiasi condizione noi realizziamo sul territorio, per quanto attenta a queste questioni, è sempre vulnerabile, superabile da qualcosa che può capitare e che noi non abbiamo previsto. Quindi quando noi entriamo in questo campo dobbiamo anche renderci conto che le nostre opere saranno in grado di fronteggiare un certo tipo di eventi, ma potrebbero essere messi in crisi da eventi di altro genere. E perciò la sicurezza che noi diamo a un territorio da questo punto di vista è sempre una sicurezza in senso relativo. Certo che quella che subiamo oggi è un po' difficile dire sicurezza, no? Oggi siamo in una condizione di bassa sicurezza, siamo in una condizione che è estremamente vulnerabile. I problemi della difesa idraulica interessano tutto il nostro territorio, ma sono molto diversi in montagna, dove fondamentalmente il problema è il controllo dei fenomeni impulsivi e soprattutto il controllo del trasporto di materiale solido e di materiale galleggiante, rispetto al corso medio di un fiume, dove i problemi sono creati dalla evoluzione morfologica anomala che molti dei nostri fiumi stanno subendo come conseguenza sempre dell'azione dell'uomo, peraltro. E queste situazioni ovviamente in pianura sono diverse ancora, perché in pianura il vero problema è l'incapacità degli alvei di tutti i nostri grandi fiumi di contenere le portate delle massime piene prevedibili. Noi questa sera parleremo, ovviamente vivendo in un territorio di pianura, dei problemi che riguardano la pianura, con riferimento ovviamente alla sicurezza idraulica. Diciamo che ovunque, in montagna, nel medio corso e in pianura, i problemi sono stati aggravati dalla pianificazione territoriale veramente bellina che è stata attuata in questi ultimi 50 anni. Noi abbiamo operato sul territorio nel modo peggiore possibile. Non abbiamo avuto attenzione affatto ai problemi idraulici del territorio, ci siamo messi dappertutto e ci siamo anche insediati senza neanche magari guardare che così sulle carte geografiche, sulle carte anche molto dettagliate dell'IGM, dell'Istituto Geografico Militare, molte zone sono battezzate con nomi così un po' pericolosi, perché quando io vedo scritto Vallona dalle parti di Montegrotto, insomma in mente mi dovrebbe venire qualche cosa. Quando vedo scritto Panu mi dovrebbe anche in questo caso venire in mente che forse quella è una zona frequentemente occupata dalle acque, e invece no, perché siamo andati avanti a tavoletta senza nessun riguardo. A volte a me capita di dire che i sindaci hanno gravi responsabilità da questo punto di vista, no? Perché i sindaci, se voi avete notato, tendono sempre a sottrarsi e a dire che la colpa è della regione che sta sopra di loro, ma certamente ha delle responsabilità la regione, ma scendendo verso il basso voi avete una grande responsabilità, avete avuto una grande responsabilità su come il nostro territorio si è evoluto negli ultimi 50 anni, e avete anche la grande responsabilità di aver permesso insediamenti su aree che non dovevano